rapinatore che ha portato via un pacco di surgelati e merendine. Orrore in casa Pieve di Soligo, 83enne muore in ospedale. Il bandito, un 36enne marocchino arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di fuggire. Pieve di Soligo e tutta la Marca sotto shock per la brutale rapina. Il governatore Zaia: ci aspettiamo giustizia, serve il massimo della pena. Il sindaco: scena agghiacciante, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Più di 1000 persone stamane a Chiampo ai funerali di Sergio Gugole e Loredana Zanin, uccisi dal figlio 25enne. Il parroco: prego il Signore di far dono a Diego di lacrime sincere. La tragedia del 22enne morto per meningite a Castelfranco: scatta la profilassi. L'ULSS si rivolge a tutti i contatti, in particolare a chi ha frequentato il ragazzo. Resta critica la situazione nel Longaronese, dove preoccupa in particolare l'incendio di Ignes Franco. Sotto controllo al momento il focolaio di Fortonia. Caro bollette in Veneto: 200.000 famiglie non in grado di pagare la soglia della cosiddetta povertà energetica. L'analisi della CGA di Mestre. 700 giovani in coda l'una di notte a Venezia davanti al negozio Swatch di San Salvador per accaparrarsi il nuovo orologio in vendita dalle 9 del mattino. I residenti chiamano i vigili. Dopo lo slittamento di giovedì, stasera alle 21:15 in diretta su Antenna 3 il processo alla Beccia di Metaquaresima, che il gruppo folcloristico trevigiano torna ad organizzare dopo lo stop di 2 anni per il Covid. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la rapina sfociata in omicidio ieri sera a Pieve di Soligo. Adriano Armellin, 83 anni, storico elettrauto del paese, è stato percosso fino alla morte da un marocchino di 36 anni con precedenti per furti e rapine. Oltre un'ora di sevizie con la vittima legata dall'aggressore, che poi è fuggito portandosi via, pensate, soltanto un pacco di surgelati e delle merendine. Stavo passeggiando con il cane, faccio 2 passi più in là, sento urla di dolore e sono andato avanti, ho detto non sapevo della cosa e mi sono preoccupato. Ma verso che ora era? Verso le 6:30. Le urla erano di Adriano Armellin, l'83enne ammazzato di botte da un 36enne rapinatore marocchino ieri sera in questa casa di via Schirati a Pieve di Soligo. E le macchie di sangue sul muro raccontano la violenza inaudita che si è consumata su queste scale, accentuata da questa corda che l'aggressore omicida ha utilizzato per bloccare il pensionato, che ha urlato chiedendo aiuto finché non ha perso i sensi. Sono gli istanti più cruenti di una sera di follia dove un uomo ha perso la vita per un pacco di surgelati, qualche merendina e pochi spiccioli. Bottino peraltro perso dal rapinatore nella fuga, terminata con l'arresto grazie al pronto intervento di un vicino. Saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica dell'aggressione con rapina diventata omicidio. Questi oggetti etnici e questa borsetta di tela farebbero pensare che il marocchino ieri sera abbia suonato il campanello di casa Armellin e che forse il rifiuto di acquistare la merce abbia innescato la follia omicida, probabilmente accentuata dall'alcol o da stupefacenti, con il 36enne che avrebbe preso la testa dell'anziano sbattendola ripetutamente sul muro. Poi l'avrebbe legato con l'obiettivo di farsi dire dove stavano i soldi e preziosi in casa, continuando a percuoterlo ad ogni grido di dolore. Sevizie continuate almeno per un'ora, fino a quando uno dei figli Armellin, non avendo risposta al telefono, si è presentato alla porta trovandosi di fronte il corpo del padre massacrato. Nel frattempo il rapinatore, salito al piano superiore, avrebbe rovistato in giro per poi prendere dei surgelati dal frigo e delle merendine dalla dispensa e poi fuggire da questa terrazza lanciandosi su questo giardino. La caduta da 3 metri gli procura una distorsione al piede, mentre nella fuga viene intercettato dal vicino che, insospettito, prima lo blocca davanti a questo cancello e successivamente riesce a fermarlo definitivamente nella legnaia di questa casa disabitata. Ieri io andavo a casa, era due ambulanze qua e 2 ragazzi che pulavano il muro di quella casa e aveva uno là dentro che urlava, solo questo che ho visto. Dopo è arrivato carabinieri. Armellin viene subito ricoverato al Cafoncello in condizioni disperate, dove cessa di vivere senza riprendere più conoscenza intorno alle 11 di questa mattina. Ricovero anche per l'omicida e successivo trasferimento a Santabona, dove si trova rinchiuso con le accuse di tentata rapina aggravata e omicidio preterintenzionale. Il rapinatore, l'avete sentito, è stato assicurato alla giustizia grazie alla prontezza di spirito di un vicino di casa che se l'è trovato in giardino. Sentiamo il suo racconto.
Io ho visto una persona uscire dal mio cancello e l'ho semplicemente fermato per chiedergli perché era all'interno della mia abitazione. Dopodiché ho scoperto che era un ladro. All'inizio pensavo fosse un ladro, poi ho scoperto quello che ha fatto. Però io l'ho fermato perché volevo capire perché usciva da casa mia. Parla il signor Luciano, il vicino che ha avuto la prontezza di spirito di fermare la fuga del rapinatore omicida. Un rapinatore di 36 anni che vive nel Vittoriese, ma di fatto senza fissa dimora, il marocchino che tutti chiamano Mohamed ha precedenti specifici per furto e rapina. Alla domanda del signor Luciano, però, lui con voce biascicata ha risposto così. Sono un bravo ragazzo e la signora voleva darmi da mangiare. E io volevo assicurarmi che questo fosse vero. Ma è vero che è scappato con una borsetta con dei surgelati? Una borsetta con dei surgelati. Nel frattempo il marocchino cerca di andarsene, inseguito dal signor Luciano, che riesce a fermarlo davanti a questo cancello. Allora lo fermo, ma io mica sapevo cosa aveva fatto il signore. Infatti prima gli ho detto io. Cioè per me era un ladro, non era un assassino. Per me era un ladro in quel momento. Ma e questo non riusciva praticamente a parlare, mi diceva. Dei momenti di lucidità. Per dirti, dopo da qua è scappato, è saltato dentro un'altra casa, tempo che io faccio il giro, perché io non volevo saltare, ho fatto il giro del cancello perché conosco il proprietario, entro al cancello, che dormiva, russava, era fatto, russava. Un attimo dopo si tira su, prende il bastone e fa come per colpirmi. A quel punto intervengono i carabinieri che bloccano definitivamente lo straniero sequestrandogli i vestiti ancora intrisi di sangue. Una fuga ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della casa del signor Luciano, immagini da questa mattina nelle mani dei carabinieri che inchiodano il rapinatore omicida alle proprie responsabilità. Molte le reazioni alla vicenda, dalla richiesta di pena esemplare del presidente del Veneto Luca Zaia all'annuncio del sindaco Stefano Soldan di voler indire nel giorno delle esequie il lutto cittadino. Non possiamo permettere che la Marca ripiombi negli anni bui del massacro di Gorgo, ha detto il segretario del PD Giovanni Zorzi. L'assassino va assicurato alla giustizia senza sconti. Un epilogo peggiore non poteva esserci, ora ci aspettiamo veramente giustizia, non vorrei assistere a situazioni che abbiamo già vissuto in passato. Il presidente del Veneto Luca Zaia interpreta con le sue parole quello che è lo sconcerto e l'indignazione della gente di fronte alla brutale aggressione subita dall'83enne Adriano Armellin nella sua casa, accanto al negozio di elettrauto gestito per tutta una vita. Questo è un fatto intollerabile in una società civile, continua il governatore, serve il massimo della pena. Sulla stessa linea il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto Mario Conte. Io l'appello che faccio oggi ai giudici, alla giustizia italiana, che venga messa la parola fine a questo tipo di episodi e bisogna avere la consapevolezza che chi compie questi gesti la pagherà cara, cose che purtroppo troppe volte in passato non è successo, quindi non devono esserci attenuanti, non devono esserci elementi che possano alleggerire la pena, deve essere una pena esemplare e soprattutto la certezza della pena. Credo che sia giunta anche l'ora a livello politico di mettere la parola fine a situazioni come queste. A Pieve di Soligo la comunità è sotto shock, una violenza inaudita, quella patita da Adriano Armellin. Qui l'83enne, che lascia 2 figli, lo conoscevano tutti vista la sua attività in via Schirati. La fettuccia dei carabinieri delimita l'ingresso, l'immobile in cui il pensionato è stato aggredito è sotto sequestro. Sono delle scene che sono agghiaccianti, tutta la notte che rivivono nella testa, pensando ai ricordi, ai momenti belli che comunque ci hanno visti frequentare anche il signor Armellin nella nostra comunità. È un atto che ci lascia tutti nello sgomento, nel dolore più profondo, e credo che l'amministrazione comunale sia orientata a decretare il lutto cittadino nel giorno delle esequie per l'efferatezza di questo gesto commesso da questo criminale. E da Pieve di Soligo andiamo a Chiampo nel Vicentino per un altro gravissimo fatto che ha scosso l'intera comunità. Sono stati celebrati questa mattina i funerali dei coniugi Gugole assassinati dal figlio 25enne.
Abbiamo pianto con voi, stiamo soffrendo con voi. Le parole rivolte dal parroco Don Vittorio Montagna nella sua omelia nel giorno dell'ultimo addio a Sergio Gugole, 62enne, Lorena Zanin di 58 anni, uccisi dal figlio Diego a colpi di pistola. Parole rivolte ai familiari e ai più di 1000 fedeli arrivati per l'ultimo abbraccio. Nella chiesa del Beato Claudio, gremita ha rivolto la vicinanza della comunità alla famiglia piegata dal dolore e dalla tragedia. Il ricordo dei coniugi che qui ogni domenica venivano a messa, abitavano a poche centinaia di metri nella comunità della Pieve e si riunivano attivi nel volontariato e negli eventi. E la preghiera toccante rivolta al figlio 25enne Diego affinché possa imboccare la strada del pentimento. Di tutti coloro che hanno un cuore capace di misericordia, prego il Signore di fare a Diego il dono delle lacrime, di lacrime sincere e di un vero sofferto pentimento. Non possiamo tuttavia limitarci al ricordo e al dolore. Possiamo e vogliamo alzare lo sguardo verso il cielo di Dio. Se ne sono andati così, con le rose, azzurre e rosa, i 2 caschi sopra le bare, simbolo delle tante gite fuori porta che li vedeva sempre sorridenti, come li ricordano tutti, ad accogliere le salme il cimitero di Arzignano per la tumulazione nella tomba di famiglia di Lorena. Ed oggi è il giorno del lutto per i cittadini di Chiampo, bandiere a mezz'asta e coccarde nere, l'abbraccio delle comunità a Sergio e Lorena. Era un mio amico dall'infanzia, da quando giocavano a calcio qua in grotta, era il meglio di tutti, teneva su una compagnia da solo, meglio dell'uno che c'era, però è così, due bravissime persone e pietà. Un velo pietoso, non c'è altro da dire. Era la mia compagna di classe, facevamo sempre feste insieme, l'ultima abbiamo fatto 6 mesi fa e siamo qua tutti insieme anche per questo saluto purtroppo. Era una ragazza molto semplice, perché noi conoscevamo lei, molto umile, molto semplice. Siamo tutti un gruppo, tutti mitici del 63, perché lei faceva parte dei mitici del 63 della nostra classe. Semplici, preziosi e cari, 3 gli aggettivi usati nell'epigrafe per descrivere Sergio e Lorena, parole che tornano nel ricordo di chi li conosceva, 2 vite interrotte nella quiete domestica, dal figlio a colpi di pistola. È l'intera comunità di Chiampo, travolta dal terribile fatto di cronaca, a piangerli. Proprio il lutto cittadino abbiamo. Speriamo che passa in fretta il dolore per la famiglia. Bandiera a mezz'asta, come voluto dal sindaco Matteo Macilotti nella prima giornata di primavera, listata a lutto, in cui il sole lascia spazio alle lacrime e al dolore. Tante le coccarde nere affisse alle attività come segno di vicinanza alla famiglia. Diciamo che tutti quanti abbiamo sentito questa cosa e vabbè, speriamo che non succeda più da nessuna parte. Ed ora il caso tragico del ragazzo di 22 anni di Castelfranco morto per meningite fulminante. È scattata la profilassi. L'ULSS si rivolge a tutti i suoi contatti, in particolare a chi ha frequentato il giovane nelle sere del 18 e del 20 di marzo in 2 discoteche del Veneziano e Trevigiano. Chi ha avuto un contatto stretto con lui in discoteca è meglio che senta il suo medico di famiglia per vedere se è il caso di fare la profilassi, tenendo anche conto che la profilassi è una compressa da 500 milligrammi e basta, e con quella uno si copre e fa la profilassi. L'appello arriva direttamente da Francesco Benazzi e riguarda tutte quelle persone che sono entrate in contatto con Marco Innocente nei giorni scorsi, soprattutto in 2 discoteche, la prima nel Trevigiano, il Max Max di Caerano San Marco, la seconda nel Veneziano, la Capannina di Jesolo. Alcuni giovani peraltro sono già stati allertati dalla stessa ULSS 2. Sono stati contattati anche ovviamente quelli che hanno frequentato la discoteca
a Cairano San Marco, e anche la Capannina, il servizio di igiene pubblica, il dottor Messembiante e i suoi collaboratori si sono mossi molto bene e stanno, grazie anche all'aiuto dei colleghi, dei suoi colleghi, dei suoi amici, contattando tutte le persone che hanno avuto un contatto. Ricordo che deve essere un contatto ravvicinato con le goccioline, chiaramente, quindi chi è stato a distanza non ha questi problemi. Alla fine il numero delle persone potenzialmente interessate potrebbe essere molto elevato. Una nota è stata diramata anche ai medici di base. Nessun allarmismo, avverte Benazzi. Certo, niente va lasciato al caso e ricostruire gli ultimi giorni di Marco e le sue relazioni ora è fondamentale. Innocente, 22 anni, ha accusato i primi sintomi, rinite ed epistassi mercoledì, mentre già giovedì erano subentrati una leggera febbre, cefalea, stanchezza marcata e vomito. L'aggravamento nella notte tra giovedì e venerdì con la comparsa di difficoltà respiratoria, dolore alle gambe e macchie al tronco e al volto. Da qui il ricovero in pronto soccorso e il decorso tragicamente rapido fino al decesso. Ore frenetiche con il sospetto diagnostico di una malattia invasiva da meningococco, confermato dagli approfondimenti. Individuato come responsabile il sierotipo B. Immediata la profilassi dei contatti più stretti, familiari in testa. Sono già state contattate 30 persone che sono, come dire, contatti ravvicinati e messi ovviamente in profilassi. Siccome i tempi sono abbastanza lunghi da quando lui evidentemente purtroppo ha avuto questo episodio, noi ci auguriamo che effettivamente si possa pensare che poche persone siano venute poi alla fine a contatto nella fase importante che è la quarta giornata, dove lui potrebbe essere contagioso. Ecco, lo ricordiamo, le 2 serate trascorse nei locali da ballo dal giovane 22enne di Castelfranco sono il 18 ed il 20 marzo, i contatti stretti, già tutti individuati dall'azienda sanitaria, sono stati sottoposti a profilassi. Si tratta complessivamente di circa 35 persone. Ed ancora cronaca con un tragico incidente che si è verificato oggi pomeriggio a Spresiano, in provincia di Treviso. Un imprenditore di 53 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di casa mentre stava pulendo alcuni pannelli solari. È successo alle 16:30. L'uomo è caduto da un'altezza di 4 metri battendo la testa a terra. Purtroppo inutili i soccorsi. E c'è un'altra notizia di cronaca che ci arriva dalla provincia di Vicenza, arrivata proprio poco fa. Un ultraleggero è precipitato tra Barbarano e Villago. A bordo dell'aeromobile vi erano 2 persone, una è deceduta, un'altra è ferita in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, in corso di accertamento le cause dell'incidente. Ed ancora cronaca con la notizia dell'ennesimo incidente stradale che si è verificato sulle strade della nostra regione. È accaduto poco dopo l'1 della scorsa notte a Candiana, nel Padovano, lungo la Monselice Mare. A perdere la vita a bordo della sua Fiat 500 Abarth un 42enne di Rovigo. Una passione per i motori e per la sua Fiat 500 Abarth, e proprio guidando la sua auto ha perso la vita Patrick Marangoni, 42 anni, di Rovigo. L'incidente, una manciata di minuti dopo l'1 di sabato notte, lungo la Monselice Mare, nel comune di Candiana. Una strada costellata da tragedie che ha aggiunto una nuova croce al suo percorso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che stanno indagando sull'incidente, la Fiat 500 bianca con Marangoni alla guida ha dapprima iniziato a sbandare, poi si è ribaltata più volte su se stessa, capottandosi, finendo la sua corsa contro alcune siepi e recinzioni. Immediati soccorsi chiamati dai residenti, ma all'arrivo i sanitari del 118 hanno potuto fare ben poco per il 42enne, morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piove di Sacco, che hanno messo in sicurezza la strada. Numerosi e commoventi i messaggi lasciati dagli amici di Patrick sulla sua pagina social. Eri sempre positivo e non mollavi mai. Te ne sei andato via troppo presto con la tua 500, facendo quello che ti piaceva fare di più. Ed ancora cronaca, non ce l'ha fatta un 94enne di Gallio, morto per le ustioni riportate mentre bruciava sterpaglie. Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Gallio, dove un uomo è morto per le gravissime ustioni riportate mentre bruciava sterpaglie davanti casa.
A perdere la vita Domenico Stella, 94 anni, che viveva da solo in contrada Stellar. A dare l'allarme era stata una vicina che l'ha visto crollare sul rogo, probabilmente per un malore a seguito del fumo respirato. In attesa dell'ambulanza, alcuni residenti hanno cercato di salvare l'anziano. Vista la situazione disperata, Domenico Stella era stato portato con l'elisoccorso nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza, con ustioni sul 90% del corpo. Le sue condizioni, già disperate, sono precipitate e nel pomeriggio è morto. Ecco, lo ricordiamo che in questa situazione di grande siccità è vietato nella nostra regione utilizzare fiamme libere e bruciare le sterpaglie. Continuiamo proprio con gli incendi perché è ancora critica la situazione nel Longaronese, dove preoccupa in particolare l'incendio di Ignes Franco. Il problema è che sicuramente entro sera non si riuscirà a concludere il lavoro e ci auguriamo che la giornata di domani possa essere decisiva. Questo preoccupa perché deve essere assolutamente bloccato, perché potrebbe arrivare di là della montagna e quindi avvicinarsi a casere e a luoghi boschivi che sono di pregio anche per il nostro territorio. La calma tra Ignes e Franco era solo apparente, con il fronte tornato a riaprirsi nella serata di ieri, con tutte le ripercussioni del caso, soprattutto sulla viabilità, con la strada 251 della Valle di Zoldo che resta chiusa e lo rimarrà per diversi giorni ancora, isolando di fatto un intero comprensorio. Canadair ed elicotteri hanno operato per tutto il giorno anche sull'altro incendio che riguarda il versante opposto, quello sopra Fortonia, a ridosso dell'Alemania. Per quanto riguarda invece Fortonia, devo dire che con l'arrivo all'alba degli elicotteri la situazione sembrerebbe essere risolta, lo dico ormai con un po' di prudenza, però diciamo che siamo un po' più tranquilli. Il monitoraggio comunque sarà continuo. La scorsa notte un focolaio si era attivato nelle vicinanze di un luogo simbolo della memoria come il cimitero delle vittime del Vajont. Fiamme spente nel sollievo generale. Oggi nella frazione va meglio, anche se la coltre di fumo resta densa, l'aria pesante. Oggi un po' meglio, c'è un po' cenere dappertutto, insomma un po' di fumo, speriamo che arrivi la pioggia. Odore e fumo percepiti in buona parte della provincia, le indicazioni dell'Ulsuno restano le stesse. La raccomandazione è di evitare, soprattutto per le persone che hanno dei problemi, per i bambini, di stazionare tanto all'esterno, tenere le finestre chiuse. La situazione sta rientrando, ma bisogna ancora essere molto prudenti. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora di caro bollette. In Veneto 200.000 famiglie non sono in grado di pagare la cosiddetta soglia di povertà energetica. L'analisi della CGA di Mestre. Prima il Covid, ora il caro bollette. Il rincaro dei prezzi e dei carburanti sta mettendo a dura prova la tenuta economica delle famiglie, in particolar modo di quelle che si trovano nella condizione di povertà energetica, che non riescono quindi a pagare le bollette. Secondo l'elaborazione dell'ufficio studi della CGA, sui dati del rapporto OIPE 2021, si stima che in Italia ci siano 4 milioni di nuclei in difficoltà. In Veneto la frequenza di povertà energetica oscilla tra il 6 e il 10%, quindi rientrano in questa fascia di vulnerabilità un numero minimo di 125.000 fino a un massimo di 208.500 circa. Famiglie che si trovano nella impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici, riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, utilizzo di elettrodomestici. Vista la scarsa disponibilità economica, spesso questi nuclei sono costretti a scegliere: o si mette assieme il pranzo con la cena o si pagano le bollette. In linea generale, i nuclei più a rischio sono quelli con un elevato numero di componenti, vivono in affitto in abitazioni di proprietà non più recenti, il capofamiglia è giovane, spesso indigente o emigrato, e le province più a rischio sono Padova e Verona, da 23.000 a 39.000 nuclei familiari a rischio. Seguono Venezia, Treviso, Vicenza, Rovigo e Belluno. Ricordando che dall'avvento del Covid fino al gennaio di quest'anno il numero degli occupati italiani tra lavoratori indipendenti è sceso di 185.000 unità, si può affermare con buona approssimazione, prosegue la CGA, che anche per quanto riguarda la povertà energetica, in questi ultimi 2 anni, in nuclei dove il capofamiglia è un autonomo, la situazione è peggiorata in misura maggiore che fra le realtà dei lavoratori dipendenti. Se vogliamo dare veramente una mano a queste realtà c'è solo una cosa da fare: mettere un tetto agli aumenti delle bollette di luce e gas, così come hanno già fatto temporaneamente altri paesi europei.
A Venezia dalle prime ore di questa mattina circa 700 persone si sono messe in coda all'ingresso del negozio Swatch per assicurarsi il Moon Swatch, originale riproduzione in bioceramica del celebre Speedmaster di Omega, che ha collaborato alla realizzazione della serie. 11 modelli ispirati alla Luna e ai pianeti del Sistema Solare. Gli orologi della serie limitata non si possono acquistare online, di qui dunque la ressa nei due negozi veneti a Venezia e Verona. I residenti delle Mercerie, la calle che porta da Rialto a San Marco, hanno tempestato di telefonate polizia locale e carabinieri chiedendo l'intervento per evitare i continui schiamazzi dei giovani in coda che disturbavano la quiete pubblica. E siamo in chiusura di questa edizione. Vi ricordo che questa sera la diretta del processo alla Vecia Ponte Dante a Treviso andrà in onda a partire dalle 21:15 su Antenna 3, era slittata da giovedì a causa delle condizioni determinatesi in seguito agli incendi nel Bellunese. Appuntamento quindi su questa rete a partire dalle 21:15, serata nella quale, lo ricordiamo, torna anche l'ora legale. Esattamente alle 2 di questa notte bisognerà portare in avanti le lancette dell'orologio di un'ora, dalle 2 alle 3. È tutto dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo. Bentrovati al meteo. È sempre l'anticiclone a comandare il tempo sull'Italia. Sarà una domenica 27 marzo ancora all'asciutto, in attesa dell'arrivo della pioggia, confermato per mercoledì. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia una situazione del tutto tranquilla. Splenderà infatti il sole. Cielo in prevalenza sereno, ma con passaggi di nuvolosità alta, a tratti più consistente sulle zone meridionali e occidentali della regione. Temperature piacevoli, minime tra 3 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno, qualche leggera velatura nel pomeriggio sulla costa, su bassa pianura e costa soffierà brezza anche sostenuta. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 17-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, contesto identico con ampio soleggiamento e cielo limpido. Temperature minime intorno ai 5-6 gradi, massime infine sui 22-23 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo.